Salve, buongiorno a tutti quelli che vedranno questo video. Stiamo per vedere un altro unboxing, sempre di questa solita scatola. Ok, la scatola è sempre questa. Abbiamo quasi finita di vedere, e pensate che ce ne sono altre 3 in coda. Ok, ciao Manuel, ciao Rizzo, ciao Gaetano. Allora, che è successo? Se sta a rompe la sedia, mi sa. Questa è la sedia, boh. Va bene. Allora, do il cellulare a mia moglie che mi riprende e così io mi dedico ad aprire questa scatola. Allora, aspetta che magari mandiamo su. Ciao Maurizio! Dimmi poi piano piano chi è che si collega. Allora, questo lo spostiamo, che è il pad con la musica. I due bulloni servono per fare la cassa armonica per farlo sentire un po' meglio, va bene. Allora, ne sono rimasti ancora parecchi, mi sa che tutti adesso non ce la facciamo. Eccolo qua. Ciao Maurizio. Ciao Maurizio, salve! Una giornata molto calda pure oggi a Roma. Io sto sotto la tenda, fortunatamente sto un po' all'ombra. No, non ce la facciamo oggi, va. Rafa. Ne prendiamo una metà, via. E poi ne servirà ancora un altro di unboxing. Mamma mia. Ok, facciamo questi. E dentro ce ne stanno altrettanti, però siccome io poi sulle dirette non voglio essere prolisso, non voglio rubarvi troppo tempo, e allora facciamo più unboxing, più puntate, però un po' più rapide. Ok, ditemi se sentite bene, se vedete bene, perché Ciao Dario. ciao Dario, il cellulare è quello mio, il cociofono. Si sono collegati in molti. Sono collegati molti. Salve molti, come dico sempre. E niente, cominciamo questo Ciao nuovo Giorgio. unboxing. Giorgio si è collegato? Giorgio Finiguerra. Ah, Giorgio, ciao. Allora, iniziamo subito. Giorgio ne vede dirette nostre. Lady G Troppo Tomorrow. piccolo. È piccoletto. Lady G Tomorrow 2002 Keglevich. questo è. No, Keglevich non è la vodka. Eh? Keglevich non è la vodka. Sì, dovrebbe essere la vodka. Le sponsorizzazioni della vodka. Extended Mix, Radio Mix, Vocoder Mix, Keglevich Jingle. Se vede che l'hanno usata questo brano per fare la pubblicità della vodka. Va bene, va bene. Ciao Questo Giulio. era il primo. C'è pure il Keglevich Jingle. Allora, Tin Man 18 Strings. Questo è del 94. Dal 2002 passiamo al 94. Toh. Qui c'è un disco addirittura, guardate, con l'etichetta messa storta. Forse si riesce a sentire lo stesso. No, l'ultimo brano è compromesso. Ma in teoria questa, con un po' di pazienza, molta pazienza, si riesce a scollare. Però non c'è bisogno, perché tanto vediamo un po' se va bene questa qua di versione e non ci serve quell'altra. Quella dovrebbe essere Freedom to Party Mix. Mancheranno gli ultimi 5-10 secondi, forse pure meno. Se no, questa va piano piano tolta. Ma basta levare pure questo poco questa qui, perché il disco è inciso lì, soltanto che c'è questo poco carta. Però è un lavoro di molta pazienza. Può darsi che me lo metto a fare e ci levo soltanto quel po'. La lascio Quando sta in pensione lo disallineata. fa. Però ci vuole un po' di tempo per fare questo lavoro, vabbè. Comunque è ascoltabilissimo, ci stanno tutte le altre versioni. Andiamo avanti. Giacomo Orlando Kainos.
Questo è Subway Records, un'etichetta molto molto buona, faceva progressive, anche progressive melodica, quindi Subway Records è un'etichetta molto molto buona, e infatti Giacomo Orlando, Kainos da una parte e Kurzweil dall'altra. Intanto cambia la musica e da Terminator 2 è passata a Rambo 2. Ok, questi sono i Fist Patrol anni 80. Andiamo avanti, questo è bello perché è un'italiana remixata ed è Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita. Bello. Alex Britti, c'è sia l'album version, blue version, club version e club extended. Eccolo qui il disco di Alex Britti, come vedete, eccolo. Mix di Alex Britti. Ok. Eccoci qua, Solo una volta o tutta la vita. Remix. C'era la luna, c'erano le stelle, qui ci stanno tutte le parole. Guardate, non è male come idea, se riusciamo a inquadrarle, dove stanno? Di qua. Di qua. Scusa, stavo mettendo pure sul mio Facebook per condividere. Carino, sì. Ok, Alex Britti, Solo una volta o tutta la vita. Vediamo un po', questo è del 98, già siamo nella seconda metà degli anni 90. E andiamo avanti con Lady Violet. A me piace parecchio questa cantante, i brani che ha fatto, ce ne ho già diversi. Questo mi mancava, No Time di Lady Violet. Qui c'è Radio Edit, Extended Mix, Open Bass Edit e Open Bass Club. Stavo cercando di vedere anche questo se c'ha una data, un anno, 2001. Sembra così vicino, invece è così lontano. New Music International. Già. New Music International, ecco, questo è il retro. Belli pure questi vinili, vediamo dentro. Stanno perfetti. Benissimo. Ricordiamoci che poi c'è anche i due pacchi di Fabio Caria. Io lo so, vendo i dischi miei quando ero ragazza sono tutti graffiati, questi sono tutti perfetti. Ma... Il bello è che questi vengono usati molto di più perché i DJ li utilizzavano nelle serate, nelle cose, negli eventi. Poi piano piano ho intenzione di fare qualcosa per raccontarvi come fa un po' zio Marco Aida, che se si è connesso lo saluto, di raccontare un po' di aneddoti, un po' di storie, un po' di ricordi legati, diciamo, ai periodi storici, magari anche a una canzone che magari all'epoca non avevo avuto modo di comprare o che magari avevo preso sul CD, cose di questo genere, perché già all'epoca io, come ho detto, ho fatto il DJ fino alla prima metà degli anni 90, poi partì militare, cominciai a lavorare in Ericsson, tutta l'attrezzatura dei DJ finì in cantina, così come tutti i dischi, e sono stati parecchi anni in cantina. Poi quando mi sono trasferito qui l'ho messi giù nella sala hobby e lì sono rimasti. Poi ho ricominciato, ecco, un anno fa, circa un anno fa, a ricollezionarli, e come vedete ho cominciato a ricomprarli. Adesso questi sono tutti da archiviare. C'ho una mezza idea, poi vi dirò, ci saranno novità in futuro. Andiamo avanti. Joe Tequila, Radioactivity EP. Ok, questo è Disco Magic, quindi vado a pensare che sia degli anni 90. Vediamo un po'. Allora, vediamo se si ricordano di metterci 33 RPM stereo. Bene. Come posso dire? Sei una scimmia dispettosa, Chiara. Chiara, togli ste mani. Thanks to. No, è troppo divertente. Era Mutariana Giovanni Pizza. Orlando, Roland Brandt. Non ho capito. Mutariana Pizza. Perché? Questa è storcia gli occhiali. Radioactivity è, diciamo, è un'idea di Roland Brandt addirittura. Arrangiato, il concetto è arrangiato by Roland Brandt. Non posso usare le Barbie.
Vai là e aspetti che Giacomo si Orlando. ferma. No, Ok, qui Per ci sono favore. tutte le informazioni. Vai. posso guardare la TV? No. Posso Due leggere? tequila. La pulizione sta diventando per tutto il giorno, no? Fino a che non vengo io. Ok, andiamo avanti, Allora, Wolf in the Fold, Junction 3. Junction 3. Pull the Strings. L'etichetta. Questo l'ho messo sotto sopra, no? Junction 3. No, però non mi avvicino più di tanto perché tanto non mette a fuoco. Niente, Accendi la lucetta. Non è una questione. Sì, no, accendi, prova a accenderla sotto, no? Mette a fuoco? No, No? non mette a fuoco. Sto cercando, mette a fuoco le scritte Vabbè, dai, piccole. poi- Quelle poi- grandi le vede, ma le piccole Vabbè no. dai, stiamo a fuoco, adesso spegni la luce, se no scarica la batteria. Andiamo avanti, vabbè questo l'abbiamo visto. Junction 3, Wolf in the Fold. Wolf in the Fold. Allora, Bam Bam Bam, Bam, West bam, bam. Bam. Questo per esempio non lo conosco. Non lo metto a fuoco, facciamo soltanto vedere. Fa niente. E questo è dietro, tutto colorato. Verde e viola. Bam Bam Bam. West Bam. Andiamo avanti. Italian Style Production. BBS Tarzan. Questo addirittura mi sa non è mai stato usato perché è nuovo. Simpatico. Tarzan BBS. Ok. E questo è il centrino, se si vede, va bene. Allora andiamo avanti. The You, Julie Garden, Only You. Non mi sa poco, Aspetta, sì, sono quelle piccole che non vede. Vabbè, Only You. The Fino You a Only You, cioè quelle nere grandi scritte in Mhm. quel modo le riesce a mettere a fuoco. Off Oil Factory, l'etichetta. Ecco. Off. Off. L'etichetta off. Ok, andiamo avanti. Questo è Bomba BBB. Qui c'è sia l'extended mix del 99, c'è la cappella radio version e poi c'è Confusion. È del 99. CNP Music, l'etichetta. CNP, l'etichetta la vedete qui, ma sicuramente starà pure sul disco, infatti. L'etichetta non si smentisce mai, grossa dietro. E poi 666. Ah, quindi non è BBB, è 666, ho sbagliato io. Qui sul coso sembravano tante B, invece è 666. Io pure questo non lo conosco, sono molto sincero. Però le voglio tutte sentire. E The quindi poi Number sono of the Beast. 1999. Vabbè, guardate questa etichetta, tutta da ridere. Questa è una compilation riempipista. Ah, simpatica. Sì. Pampot Production, distribuito da Disco Magic. Pampot è quella di WhatsApp, Io me la ricordo questa proprio perché avevo il disco di WhatsApp DJ Mico. Pampot, ma poi ne ha fatte tante altre, Però quello che mi ricordo è DJ Mico WhatsApp con questa etichetta. A me piacciono parecchio queste compilation, infatti le sto pubblicando tutte quante sul mio sito www.mixcloud.com/Renato De Vita. Mi sta a cascare il telefono? Fa niente, tanto già è rotto, quindi voglio dire, non è Gli un diamo il problema. colpo di grazia. Sì, vabbè, prima facciamo il backup ovviamente. Ah, tra l'altro qui c'è scritto 25 maggio 1992. Non so se Mamma mia. non so se riesce a mettere a fuoco di qua. L'anno dell'Europa Unita. Delle mie e delle tue vacanze. Si riesce? Si legge ma non è a Si fuoco. legge, vabbè. Perché
bello pure questo. E guardate qui che cosa c'è, io questo non sapevo, non mi ricordavo di averlo preso. Mi piaceva tantissimo questo Megamix, mi fa piacere di averlo trovato qua in mezzo, perché questo è un Megamix molto 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 bello, fatto bene con tutti i brani degli anni 90, infatti è uscito nel 96, di Corona. Bello, l'aveva messo pure Francis DJ. Francis l'aveva messo come unico brano, stava lì, non so che lavoro stava facendo nella sua tana, nel suo, da dove trasmette le dirette, e aveva messo questo Megamix di Corona. Bene, ce l'ho anch'io, sono contento perché mi era piaciuto parecchio. Bello, Megamix su DVA, sempre Dance World Attack, che non ho capito perché su Wikipedia continuano a cancellare, a riscrivere, cancellare, a riscrivere la storia di questa etichetta discografica che si fa risalire a Savage, però ovviamente prende e cancellano. Come la scrivono, prende e ricancellano. Io vorrei avere il tempo di capitare e di selezionare tutto e almeno me la metto, che ne so, sul mio sito, così almeno rimane fissa la storia di DVA, Dance World Attack. Andiamo avanti, Liquid Sound, non so se c'è ancora qualcuno che ci segue, Sì. che è interessato a tutti questi dischi che io compro, che sballo e di cui presto faremo qualche altra cosa oltre a sballarli e a farli vedere così. Questo è più piccolo. Chi? È più piccolo. No, Sembra piccolo. è sempre 12 pollici, ma poi ci stanno i 10 pollici. Allora, questo è 2001 Remix, Wonderful Days, 2001 Remix, Ratti Remix, Potato Heads Remix, vabbè, Liquid Records, Liquid Sound, va bene, Liquid, Wonderful Days, e questo è dietro, Carino sto disco. sì. Questo l'hanno fatto con qualcosa per fare tutti i disegni che c'avevo pure io con tutti gli ingranaggi, bastava mettere la penna e vengono tutti così, ovviamente fatti in digitale, basta farne uno e il computer replica lui. È molto tutto più semplice. Andiamo avanti, Progressive, questo è Indigo, la creatura della luna, ok? Qua dice sia e dice tutto e non dice niente perché io cerco sempre gli anni, poi Disco GS mi illuminerà. 1996, Indigo, la creatura della luna. Guardate. Sta scritto qui, non so se si vede. La creatura della luna. Ok. Sì. Rimandiamo in play qua perché questo mi sa che si è fermato. No, questo. Ok. Allora, andiamo quasi finito, ne mancano pochi. Allora, questo è Schiller Meet Hepner, Dream of You Remix. Questo è del 2001. Andiamo sempre, scavalliamo il millennio. Voi sapete che io dico sempre che sono l'unico ad aver avuto il Millennium Bug perché mi fermo al 31 dicembre 99, però ho visto che parecchia musica anche dei primi anni 2000 è molto bella, quindi conviene averla, conviene metterla da parte, però ovviamente sempre i primi anni, non so se arriverò mai al 2005. Comunque i primi anni, perché sono quelli di passaggio tra la musica anni 90 e poi, così come gli anni 80 continuano anche nei primi anni 90, prima che poi la musica cambia totalmente negli anni 90, dagli anni 80 arriviamo agli anni 90, così pure la musica degli anni 90 ha uno strascico nei primi anni 2000. Ok? Qui ci sono 3 versioni, si vedono qui, che tutti quanti, pure zio Marco Aida dice i promo mix, gli Only for DJ sono molto belli perché con una botta sola ti fai 6 canzoni diverse, ho capito? Però c'hai una versione sola per ogni canzone. Avere un mix invece in mano, e tu ce n'hai almeno 2 o anche 3 o anche 4, certe volte 5, 3 da un lato e 2 dall'altro. Quindi a seconda della scaletta che stai facendo,
della musica che stai scegliendo, puoi mettere la versione che più si adatta a quella, diciamo, a quel preciso istante. Quindi io preferisco sempre avere i mix singoli, proprio per questo motivo. Io ho visto che molti mix sono parecchio diversi, sia come BPM, sia come fattura, poi a seconda sempre di chi li ha remixati. No, è bello avere i dischi singoli proprio per questo, io perciò sto comprando tutti i singoli, quindi mi piacciono. Questo è Fuego, El Diablo, Rosario Mix, Layson Dangerous Mix e Instrumental Mix. Questa pure è del 95. Qui da quello che vedo, prodotto da Non Eric a Berlino, pensa un po', pubblicato da Songs of Logic 1995 Lunatech. Ok, e questo è il dietro. Questo quindi è di import. Qui pure c'è il bollino di Music Time di Milano, Viale Monza. Non so se esiste ancora. Music Time a Milano, Viale Monza 233 a Milano. Questo è il bollino, non ve lo faccio mettere neanche a fuoco, però tanto non penso si leggerà mai. Uno schifo. Quindi vabbè, comunque fidatevi, c'è scritto Music Time. No, un pochino si distingueva. A Milano. Allora andiamo avanti. Qui c'è Marco Zaffarano, Burnt e Overworld. Questo è del 1998. Vedi Marco Zaffarano, Burnt da una parte, Overlord dall'altra. Ok, Marco Zaffarano. E siamo arrivati all'ultimo per oggi, poi se mai uno un paio, giusto un paio li sentiamo. Questo è Paolina Rubio. Io sino qui. A chi? Si legge a chi? Io sigo a chi? A chi è lì? Non lo so. 2001. Odissea nello spazio. Non so, 2001 Odissea nello spazio. Anche se quel film non è del 2001, comunque. Universal, Mercury, qui ci stanno mezzo un sacco, stanno pure dei siti internet, perché nel 2001, che se ne voglia dire, internet già c'era, anche se era agli albori, lo ricordo ancora, io lavoravo in Ericsson, noi avevamo l'intranet dentro all'Ericsson, si lavorò tantissimo, poi l'intranet venne messo su internet, ci fu tutto un cambiamento, però noi era sì il 2001 quando passammo a Windows 2000 Server. Avevamo tutta la tecnologia basata su Windows 2000 Professional e le SOE, tutte storie parallele a queste della musica, perché io diciamo ho avuto la fortuna di vivere la vita un po' sia dal punto di vista informatico, dallo sviluppo delle reti, perché in Ericsson ero esperto di reti, di server, di client, ho vissuto un po' quegli anni in cui nascevano tutte queste reti di computer, i primi cellulari che potevano scaricare da internet, le prime reti GSM dati, parecchie cose, i primi MP3, Napster, chi più ne ha più ne metta, MP3 pirata, WinMX, il peer to peer, troppe cose abbiamo fatto, sì. Piano piano ci sarà modo per... Terranova si è collegato e penso riferendosi all'ultimo disco ha detto questo gliel'ho dato io a Fabio. A Fabio Caria, sì, ma io non l'ho comprato da Fabio. Ma questo Caria, infatti non è di Caria, Fabio. voglio dire, Caria, scusa Fabio, Caria, perdono. Fabio Caria, no, non l'ho preso da Fabio Caria questo qua, questo è un amico che si chiama Matteo, è un altro amico di Matteo. Quindi... Fabio ti ha tradito. Sì, no, ma poi Che Fabio è una cosa incredibile. Oggi pure gli ho messo, ci stanno su Disco GS questi dischi, appena l'ha messi, 5 minuti dopo mi ha risposto quello che è rimasto. Vende più lui che il cornettaro la mattina, cioè è una cosa incredibile, mi fa molto piacere perché è una persona valida e guarda, mi fa molto piacere che gli sta andando bene il negozio e che appena mette 2 foto su internet, 5 minuti dopo già ha venduto tutti i dischi nuovi che gli sono arrivati. Grande Fabio. Io tra l'altro ero interessato pure a uno stock degli 883, poi alla fine ho lasciato stare perché ogni volta che gli arrivavano
gli mettevo, ah, mi interessa, già venduto, sono arrivato prima io. E io poi non mi va tanto, io sono uno che aspetta, non vado di fretta. Ripeto, c'ho Grazie a me, scatole. c'ha così Però, tanta pazienza con c'è me che ha ancora- esercitato la pazienza c'è all'inverosimile. ancora Francesco, Ciao Alessia! Francis DJ c'è ancora connesso? Francis? Scrivi non lo Francis, so. no, scrivi un attimo qualcosa se sei ancora connesso, perché io ti ho menzionato prima riguardo a questo, che tu l'avevi messo in una diretta molto veloce, mi era molto piaciuto, non sapevo neanche di averlo acquistato perché, ripeto, questi sono lotti che io prendo quasi a scatola chiusa, li pago molto poco questi vinili e mi ha fatto molto piacere perché mi era piaciuto questo mix che avevi messo. Se sei ancora connesso mi fa piacere che tu lo sappia, adesso ce l'ho anche io. Invece si è connessa Anzi, tua cugina, Alessia. ciao Alessia, come va? Tutto bene? E Francesco ti risponde sì ce l'ho. Lo so che ce l'hai messo, l'ho sentito da te, lo so che ce l'hai. Tutto contento che ce l'ha anche lui adesso. Allora, Beh, guarda, come le figurine qua. eh sì, ce l'ho, mi manca, ce l'ho, mi manca, ce l'ho, mi manca. Che ci consigli di sentire, Francesco? Allora, oltre a quello che mo lo metto, perché così lo faccio sentire anch'io, ci vogliamo sentire questo, ce lo consigli? Francesco, scrivi qualcosa, Se ci sei batti un colpo. se ci sei batti un sì o un no, quello che ti pare, se no c'ho Zaffarano, Burnett, un paio ne possiamo sentire, non di più perché siamo molto stretti coi tempi. La creatura della luna di Indigo, perché io ripeto, questi molti non li conosco, quindi non lo so, batti un colpo tu che conosci, visto che zio Marto Aida non si è connesso, lui li conosce tutti a memoria. Perché io ripeto, questi molti non li conosco. Vedi che c'è un ritardo su internet. Poi il bello, ragazzi, quando questo lo sapranno solo chi fa le dirette. Fai tu, ha Allora, risposto. eh? Fai tu. Faccio io, ok, bam bam bam, no, volevo mettere qualcosa di... ah, beh, Lady Violet, vai. Sentiamoci Corona e Lady Violet, va, che mi piacciono parecchio. E forse questo se c'è tempo, basta. Ok, questi li lasciamo qua. C'è il tempo per il preparo da mangiare. Va bene, che ci vuole. Allora, aspettate, mo viene che mia moglie pure con me. Allora, purtroppo io ho smontato tutta la console come vi ho detto. Ho fatto la mia ultima diretta mercoledì scorso, il 18 luglio. E lì, come vedete, è tutto... Non Facciamo mette vedere. a fuoco, che succede? Ah no, no, perché Tutto devi prima... nero. Eh sì, devi fare così. Aspetta, e poi rifai così. E vabbè. Ecco. Allora, inquadra un attimo lì, lì è tutto... Aspetti. È tutto... È tutto... Te lo dico io quando ti puoi muovere. È tutto accatastato lì perché sto smontando tutto, che sto preparando giù la Reni Caverna. Libera finalmente il salone, sì. Ma il salone dovrà essere completamente libero. Io giù Sì. non si sa di paia di casse che sono usciti da giù, queste sono della Philips addirittura. Altre due casse, ma ce n'ho Ma altre. questo me lo lasci però. Questo sì, questo rimane così, infatti Vabbè. su, come già ho detto pure nella mia diretta, io al piano di sopra ci metterò pure Però io da disco, sento la musica. qualche cosa, con questo giradischi qua che è l'M5G che verrà usato come fanno tutti i comuni cristiani, cioè mettono un disco alla volta, non c'è mixer, non c'è niente, c'è l'amplificatore, c'è la piastra, c'è la radio, c'è il CD e uno Ciao, sente la Roberta! musica, come una volta. Allora, Spero vogliamo che stai partire? meglio dall'ultima volta che ci siamo sentite. Eri Sentiamoci, raffreddatissima. sentiamoci il megamix di Corona. Aspetta, questo è tutto comandato da telecomando, sto stereo, quindi posso mettere pure il giradischi, basta che metto play. Questo era col giradischi suo. Come andava va il pure da mixer solo. nuovo? Chiede Francesco. Il mixer nuovo è molto 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 bello. Ho fatto una diretta mercoledì scorso con quel mixer, ho fatto un macello, mi ero parecchio allenato durante la notte tra martedì e mercoledì e mi piaceva parecchio perché ero riuscito a usare gli effetti, ero riuscito a usare il campionatore durante la notte. Io poi purtroppo quando faccio le dirette io sto con le finestre aperte, ho i vicini e quindi questo stereo che vedete lo tengo basso basso basso. E mi capita spesso di sbagliare perché io faccio tutto in cuffia, cioè la musica esterna, la cassa spia non ce l'ho, io lavoro tutto solo in cuffia e in cuffia è un po' più complicato che sentirsi una cassa spia a 5 cm di distanza. E quindi, però è molto bello, è una cosa, poi farò pure un tutorial su quel mixer, ma vale veramente la pena, secondo me è un ottimo acquisto. L'unica cosa che rimpiango, la facciamo vedere, che c'ha questo Io mixer rimpiango qua, l'ordine. quello nuovo non ce l'ha. Opla, questo è possibile che mi si era rotto l'altra volta, inquadrami, questo è possibile che si è bruciato, vabbè si vede, è un fusibilino.
sono questi tasti qua, riesci a mettere, questo è pancin, pancin Ci di ha qua, fatto uscire sangue dalle orecchie. esatto, pancin di qua, questi servivano perché io quando screcciavo non dovevo muovere il fader, ma bastava che premevo questo e mi veniva lo stesso effetto che fare così col fader, che è più complicato fare così, e questi tasti non ce l'ha il mixer nuovo. Roberta, non vedo l'ora. Non vedo l'ora di che cosa? Dice se mi riprendo il salotto. Non riesco più neanche a pulirlo e a sistemarlo. No, esatto, no, È ma impossibile. io pure Non so io neanche più dove sedermi. che non è possibile fare sta vita così. Allora io come faccio a stare seduta qui? Allora, Perché stai in punizione e stai vediamo un po'. ferma. This side B official bootleg game. Shh. This side Megamix, vediamo un po' questo qua. Allora, questo gira a 33, va bene così. Ah, ammazza, non c'è. Mettiamo reset, mettiamo 0. Vabbè. Ok. Io vado a preparare il Aspetta, pranzo. Aspetta che metto play Sì, qua. vi lascio nelle sapienti mani di... Ok. di Reni Renata. J, Reni J. Ciao Roberta, ciao ragazzi. Ciao Arturo. Mamma mia come si sente bene sto stereo però. Aspetta però perché questo è a rischio blocco, mandiamolo un po' più veloce. Siccome poi c'ho pure più 16 così già sta più 4. Ma io non mixo, Francesco, un giradischi solo. Batteria in mixo, sai con che? esaurimento. Metta la radio. Che io sulla radio sono fissato con dimensione suono soft. Ecco, tra l'altro questa puntina, adesso la rinquadro. È la Stanton 500. Aspetta. Va benissimo per ascoltare, ma mi salta una continuazione se vado a screcciare, quindi questa non è assolutamente adatta a screcciare. E calcolate che io pure quando mando indietro per mandare la battuta al disco mi salta tutto, non è possibile lavorare così. Quindi questa puntina che è la 500 V3, la 500 V3 non va bene per queste cose. Ciao Roberta, grazie di essere passata. Che faccio? Giro il cellulare insieme al disco? Non ce la farò mai a girare il cellulare per fargli leggere la scritta sempre dritta. Ciao Fabio. Try me up. Bello, sto remix mi piaceva proprio tanto. Vi terrò informati su tutte le mie idee. Facciamo scorrere la musica. Sì? Ci proviamo a mixare con un solo disco, un solo giradischi, senza mixer poi, Mo ragazzi, metto dentro al CD questo qua.
Io all'epoca odiavo i CD, però questo me lo comprai perché era troppo bello, veramente veramente bello. Ma io odiavo i CD, non li potevo proprio vedere i CD. Infatti c'è un sacco di cassette, come vedete, e queste sono le mie piastre. Con le cassette dentro.